E che ci prepariamo di buono oggi? Che cos'è? È un plum cake pizza. Questo è il gusto margherita. Ma non è morbidissimo. Cioè, guarda. È una nuvola. Questo qua, io l'ho fatto questo gusto qua. Ma lo potete fare come preferite. Cioè, io ho messo solo mozzarella e pomodoro. Cioè, ma guardate qua. È buonissimo. Lo prepariamo insieme, che dite? Andiamo, andiamo. È uno spettacolo. Farina zero, io uso quella per pizza e focaccia. Ho aggiunto l'uovo, ho sciolto il lievito di birra fresco nel latte con un cucchiaino di zucchero. Ecco qua. A questo punto aggiungo il burro. Facciamo a pezzettini, così. A questo punto aggiungo il sale, che è questo qua. Chi non vuole impastare a mano può impastare anche in planetario come preferite. Eccolo qua, bello morbido morbido. Io ho messo un po' di olio, lo metto qua e lo faccio lievitare. Copro. Dopo un paio di ore, poi dipende sempre da che temperatura avete a casa. Io questo impasto qua un po' lo tolgo. E questo qua con l'aiuto di un po' di farina lo stendiamo. Passata di pomodoro, così, origano, un po', sale, che non sala, già lo sapete, olio di oliva, formaggio grattugiato, lo grattugio e tagliamo così. Ecco qua. Poi prendiamo e facciamo così. Plum cake io ho imburrato con olio di oliva e queste qua tagliamo così e mettiamo qua così. Ecco qua, io ci ho messo anche un altro po' di pomodoro, formaggio e formaggio grattugiato, copro e faccio lievitare. L'altro che era rimasto, che era di meno, ne ho fatto uno solo pomodoro. Questo qua è quello che abbiamo preparato insieme. È stata un'altra oretta, diventare così. Accendiamo il forno 180 gradi statico, preriscaldato, ed inforniamo. Io inforno, ma poi non vi muovete che io torno subito, 35-40 minuti in forno ed è pronto. Provatelo. Cioè, non so se si capisce com'è morbido. Cioè, morbidissimo.